In un clima di passione indipendentista, lo scorso 15 gennaio si è conclusa a Palermo la prima sessione siciliana dell'Assemblea permanente degli Stati preunitari. All'Assemblea si sono incontrati i rappresentanti della Serenissima Veneta Repubblica, della Napolitania, nazione napoletana, e della nazione siciliana. Organizzata dallo Fronte Nazionale Siciliano Sicilie Indipendenti, alla conferenza sono intervenuti tra gli altri Luigi Faccia, presidente della Serenissima Veneta Repubblica, il vicepresidente Andrea Viviani, Antonio Pagano, rappresentante della Napolitania e direttore della rivista Due Sicilie, Corrado Mirto, presidente FNS Fronte Nazionale Siciliano, e Giuseppe Scianò, segretario nazionale FNS. Oggi abbiamo vissuto, diciamo indegnamente, perché siamo poca cosa, diciamo, rispetto alla grandezza del progetto che ci proponiamo, abbiamo vissuto un momento storico, cioè perché diciamo, si sono incontrati, ecco, i rappresentanti di 3 nazioni abrogate, che sono state la Napolitania, la Repubblica di Venezia e la nazione siciliana. E si è pensato, ecco, di rispondere a un quesito che molti sociologi si sono posti, ma anche molti analisti politici, molti economisti, eccetera, ma è proprio vero che prima dell'unità d'Italia diciamo, ci fosse il deserto, è proprio vero che prima dell'Italia ci fossero solo delle canaglie e che poi venendo invece, facendo il Regno d'Italia, unificando questi popoli, si è rinati, si è cresciuti, eccetera. E allora, ecco, la risposta che ne viene è no. Questa associazione degli Stati preunitari ha lo scopo di riaffermare l'identità di questi nostri antichi stati, appunto, che hanno un passato particolarmente glorioso per quanto riguarda arte, cultura e valori morali e civili, che sono stati letteralmente cancellati. Dunque questa nostra associazione vuol dare un segnale chiaro che questo patrimonio straordinario che questi nostri stati per secoli hanno lasciato non può essere cancellato. Ripeto, io porto l'esempio di Licata che al vertice del triangolo della miseria, a Licata prima dell'unità d'Italia c'erano 14 consolati stranieri. Questo dimostra che prima dell'unità d'Italia le varie nazionalità avevano un'economia, avevano una cultura, avevano un avviamento commerciale anche in campo internazionale, insomma, avevano rapporti con tutti i popoli del mondo, eccetera. Poi sono stati distrutti, è stata distrutta la loro dignità, è stato lavato il proprio cervello, è stata cancellata la loro stessa memoria. Il popolo siciliano nella maggioranza, insomma, anche se in Sicilia c'è stata una resistenza, ma dico, il popolo siciliano non conosce la propria storia, questo è grave, non ha memoria di se stesso, non ha il coraggio di guardare al futuro, non è più autopropulsivo come era diciamo prima dell'unità d'Italia. Ora bisogna ripristinare questi valori, queste verità e progettare. D'altra parte l'Europa stessa nel fare i propri programmi fa per aree regionali, intendendo per regionali le aree omogenee. Ecco, quindi diciamo, se lo fa l'Europa pensando a tutti, perché non lo deve fare la Sicilia pensando a se stessa, ma non, ripeto, per isolarsi, ma per inserirsi nel mercato internazionale, nell'Europa. Non dimentichiamo che l'Europa deve la propria civiltà proprio agli stati preunitari, non agli stati post-unitari che hanno insegnato cose brutte. Mi aspetto che diventi la vera Europa dei popoli, perché adesso è l'Europa dei grandi stati, dei grandi poteri, delle grandi banche. A noi piacerebbe che diventasse appunto l'Europa dei popoli, formata dai popoli che l'hanno sempre contraddistinta e di cui hanno sempre fatto parte. Quindi conta il popolo veneto, il popolo siciliano, come il popolo francese, inglese, spagnolo e quant'altri ci sono, ma che siano liberi di scegliere il proprio futuro e le proprie regole economiche e quant'altro. L'Europa è per noi una grande opportunità, perché passare da uno Stato italiano che purtroppo da Valletta e Mattei in poi è diventato uno Stato corrotto all'Europa, per ora è l'Europa delle banche, l'Europa dell'economia, però
diventerebbe strano che possa divenire in futuro l'Europa dei popoli e possa contrastare questa invadenza da parte della Cina e da parte di questa globalizzazione. Quindi l'Europa mi aspetto che sia un argine rispetto a questa globalizzazione selvaggia e che possa permetterci di poter affrontare il futuro in maniera migliore. No, dall'Europa noi stiamo facendo delle azioni, chiaro, per rivendicare i nostri diritti e vedremo in futuro l'Europa se risponderà. In questo momento qua, ripeto, è importantissimo che questi stati preunitari portino avanti queste iniziative che noi stiamo facendo al fine di dare un'alternativa per il futuro, perché come si diceva prima durante la riunione non è il passato che noi proponiamo ma è proprio il futuro, perché attraverso la riscoperta dei nostri valori possiamo garantire un futuro, non è certo quello che fino adesso questa unità imposta ha fatto, cioè distruggendo tutto quello che c'era di buono per imporre un potere che sappiamo i risultati che ha ottenuto, in negativo. Cosa si aspetta un italiano dall'Italia? Non vedo perché lo chiede a me che non sono italiano, dovrebbe chiederlo agli italiani. Ora, a parte lo scherzo, da un punto di vista etnico, siccome sono siciliano non sono italiano, però da un punto di vista politico sono italiano perché faccio parte dello Stato italiano. E allora che ci aspettiamo? Che l'Italia diventi del tutto un paese civile, che non pensi che chi non è d'accordo con le forze dominanti è un mascalzone, è un traditore. Alla televisione è spuntato un noto deputato italiano che ha detto che non festeggia l'unità d'Italia è un traditore, come se potesse esistere solo questo tipo di unità italiana e non potesse esistere un tipo di unità italiana migliore basata sull'amore tra i popoli e non sulle minacce contro i traditori. Come tutti a scuola ci hanno insegnato che, come diceva prima nella conferenza il nostro Presidente, nei libri di storia arrivano i Romani, poi dai Romani si salta direttamente a Napoleone Bonaparte, poi all'unificazione d'Italia. Quello che c'è in mezzo lo liquidano con 4 righe di storia. Nel nostro caso, per esempio, dicono che la Repubblica Veneta era una delle 4 repubbliche marinare, che aveva commerci con l'estero e nient'altro. In 1100 anni di buon governo, di regole, di leggi che ancora adesso vengono prese ad esempio, faccio un esempio, le leggi antitrust che c'erano nella Serenissima per evitare che ci fosse il monopolio di una persona o di un ente in determinati campi, e le leggi contro il lavoro minorile che sono state stipulate ancora nel 1200. Tutto quello che c'è stato in quei 1100 anni di pace, dove ricordiamo in 700 anni non c'è stata una rivolta contro il governo, adesso ne vediamo una ogni altro giorno, e sono stati cancellati, non ce li vengono insegnati. Si deve prendere ognuno la responsabilità e il lavoro di andare in biblioteca, di trovare libri giusti, che sono pochissimi, e farsi un'idea da solo, perché la scuola non ci insegna niente, o perlomeno a me non ha insegnato niente. Allora, a scuola mi hanno insegnato che l'Italia sostanzialmente è una repubblica unita, uno Stato unito, uno Stato che è uno Stato omogeneo. Questo ovviamente non è assolutamente vero. Mi ricordo che addirittura alle elementari ci insegnavano che la Sicilia è una regione autonoma perché è un'isola. Ovviamente all'interno, cioè, ovviamente scuole elementari e scuole medie insegnano questo soprattutto per semplificare le cose. Ovviamente la cosa non è così semplice. Bisogna insegnare già dalla tenera età che la Sicilia è una regione autonoma, ha la propria cultura, perché ha sostanzialmente una storia diversa rispetto agli altri. Così come lo sono i sardi, lo sono i friulani, oppure anche gli altri popoli che appartengono a regioni che autonome non sono. Ecco.
Beh, le prospettive future sono innanzitutto da basarsi su un'analisi dei fatti, perché è molto importante questo. Cioè, per esempio, tanto per farci capire, lo Stato italiano non può aiutare il Sud. Perché? Semplicissimo, perché se divide le ricchezze, le risorse, le spalma su tutta l'Italia, si ha un impoverimento. Quindi anche volendo con le buone intenzioni, non è possibile. Lo Stato privilegerà sempre le industrie del nord, il sistema finanziario del nord e così via. Il Sud resterà comunque sempre a rimorchio. E questa è un'analisi principale. Adesso non sto a dire come, perché sarebbe molto lungo spiegare. Però questa è una cosa importantissima, perché è questo che fa capire che il Sud si può sviluppare in ambito europeo, naturalmente, e qua non si parla di secessione, eccetera, ma deve avere un suo proprio governo autonomo. Basta solo pensare, per esempio, all'assegnazione dei fondi FAS famosi, eccetera. Adesso con l'Unità d'Italia, il Stato Unito all'Italia riceve meno dell'Ungheria, che è molto inferiore al Sud sotto tutti i punti di vista. Cioè ci sono un cumulo di ragioni per cui si parla di dipendenza, e quindi naturalmente questo fa capire che non è un fatto nostalgico, è un fatto proprio assolutamente di sopravvivenza, cioè si deve interrompere questa catena. La Germania in 20 anni ha riunificato con la Germania dell'Est, no? Si sono unite, sono più o meno allo stesso livello. In 150 anni l'Italia è possibile che fa solo impoverire il Sud. Un giovane, se ripeto, la nostra azione andrà avanti, sicuramente avrà un futuro, in caso contrario sappiamo benissimo qual è la situazione. Un giovane si aspetta un futuro migliore. Il futuro migliore noi non lo possiamo avere. Siamo, per esempio, la prima generazione da un po' di tempo a questa parte che vivrà peggio rispetto ai propri padri, rispetto alle generazioni passate. Mi aspetto che la situazione cambi, ovviamente non in maniera diciamo repentina, perché i cambiamenti repentini in un certo senso ti mettono in una situazione di confusione, sì, una situazione sostanzialmente non stabile, ecco. Vorremmo un futuro un po' più stabile, con più certezze e soprattutto più diritti e più libertà.